Buongiorno, ben ritrovati in diretta, prima edizione di Antenna 3 in questo giovedì 26 ottobre, benvenuti, vi accompagneremo con le notizie di queste ultime ore, con gli approfondimenti fino alle 13:30 come sempre in questa nostra lunga diretta. Ringrazio in regia Alessandro Granziera e Francesca Pezzo che ci accompagneranno per quanto riguarda la parte tecnica. Tante le notizie anche oggi, parleremo di politica, avremo più tardi in collegamento il senatore Andrea Martella del Partito Democratico per fare il punto sulla manovra economica ma anche sul tema Olimpiadi che tanto tiene banco in questi giorni, e più tardi con Mario Conte, che oltre a essere sindaco di Treviso è anche presidente dell'ANCI Veneto, che ci farà un po' il punto di quello che è stato l'esito della 3 giorni di lavori alla 40ª Assemblea Nazionale dell'ANCI, perché abbiamo visto che anche per i comuni ci saranno delle conseguenze, delle ricadute da questa manovra, con dei tagli che potrebbero pesare su bilanci già ampiamente in difficoltà. Allora andiamo a vedere intanto la prima pagina home page del Gazzettino, su cosa punta oggi. Il focus è sulla resa, viene chiamata così, del condominio Bandiera. Siamo in una delle zone più complesse naturalmente di Mestre Venezia, condominio sotto assedio di tossici e spacciatori, residenti barricati, costretti a usare le uscite laterali per entrare e uscire. E ancora torneremo anche noi col servizio preparato dalla redazione di Venezia su quella che è stata la super perizia di ieri al cavalcavia di Marghera, dove il 3 di ottobre si è verificato il terribile incidente con 21 vittime. Si focalizza l'attenzione sul buco, avete presente, sull'apertura nella barriera del guardrail, il varco decisivo nel mancato contenimento della sbandata del pullman della linea. E ancora quello che vi accennavo poco fa, tagli ai comuni, IMU e tasse locali, rischio aumento nel 2024 in Veneto, Treviso pronti le forbici su cultura e servizi, e su questo dovremo poi riuscire ad avere in diretta anche l'assessore al bilancio di Treviso con la nostra Francesca Bozza per fare il punto su questo. A Mestre, beccato in casa con 3,5 kg di eroina divisa in panetti, il giudice lieve entità. 3,5 kg di eroina abbiamo detto, diciamo che questo titolo si commenta da solo. Ad Altavilla treni sospesi, ne parleremo tra poco, sulla Milano-Venezia per l'investimento di una persona. E poi le bombe ad Adria e Rosolina contro stranieri extracomunitari, bombe che potevano uccidere, con l'arresto di 3 ventenni basso polesani e indagato un carabiniere. Andiamo alle immagini adesso dell'intervento invece che hanno eseguito i vigili del fuoco nella serata di ieri intorno alle 20:45 per soccorrere, eccolo qua, un uomo finito in un canale in località Favaro Veneto nel comune di Venezia. A recuperare e portare in un'area sicura l'uomo in stato di ipotermia, perché comunque le temperature adesso cominciano a farsi piuttosto fresche soprattutto nelle ore serali. Ci hanno pensato i sommozzatori dei vigili del fuoco del nucleo regionale del Veneto insieme a una squadra del comando di Mestre. Sul posto anche la polizia locale. L'intervento dei vigili del fuoco è terminato verso le 22:15 con un buon esito, lo vedete, di questa persona che è stata soccorsa e poi subito riscaldata proprio per lo stato di ipotermia in cui versava. La notizia a cui accennavo pochi istanti fa, circolazione ferroviaria ferma dalle 9:30 questa mattina in seguito alla morte di una donna sui binari tra Montebello e Altavilla. Siamo sulla linea ferroviaria Milano-Venezia che è ferma, possibili ritardi naturalmente per i treni, possibili cancellazioni e limitazioni del percorso per i regionali, queste le conseguenze collaterali, ma naturalmente la gravità è quella della morte naturalmente di questa persona occorsa sui binari. Ora parliamo invece di droga e spaccio, perché altra notizia di queste ultime ore: è stato catturato al confine con la Svizzera uno spacciatore tunisino 31enne che nel Vicentino era evaso dagli arresti domiciliari e evidentemente voleva in questo modo far perdere le proprie tracce. Evade dagli arresti domiciliari e tenta di fuggire dall'Italia a bordo di un treno. Arrestato per la seconda volta uno spacciatore tunisino di 31 anni. Era fine settembre infatti quando in 3 appartamenti a Vicenza, 2 in Viale Trento e un terzo in Viale Mora,
erano stati trovati e sequestrati dalla Guardia di Finanza 500 grammi di hashish e cocaina, oltre 10.000 euro in contanti e 14 smartphone. E qui il primo arresto. Il 31enne, infatti, insieme a un altro tunisino di 28 anni, fu arrestato in flagranza di reato. Posto agli arresti domiciliari, il pusher ha poi evaso l'abitazione, abbandonandola senza autorizzazione. Immediata la risposta del GIP del Tribunale di Vicenza, emessa un'ordinanza di aggravamento della misura, disposta infatti la custodia cautelare in carcere. Una caccia all'uomo durata poche ore. Gli agenti della Guardia di Finanza di Vicenza, dopo aver effettuato specifici controlli in città, nei luoghi normalmente frequentati dal 31enne, hanno esteso le ricerche anche sui mezzi pubblici diretti fuori regione, allertando anche i reparti di confine. Ed è proprio lì, al confine tra Italia e Svizzera, che i militari della Guardia di Finanza di Chiasso hanno individuato il fuggitivo a bordo di un treno mentre tentava di fuggire dal territorio italiano. Tratto nuovamente in arresto, il tunisino è stato portato nel carcere Bassone di Como. Sono giornate queste anche di mobilitazione per molti lavoratori. Adesso andiamo a vedere cosa ha raccolto a Mestre la nostra Anna Maria Parisi, che era con Sandro Ponchio, perché oggi è il secondo giorno di sciopero delle lavoratrici, una trentina del Novotel di Mestre. Con lei dovrebbe esserci stato lì presente Sergio Zulian della DL Cobas. Vediamo appunto cosa ha raccolto la collega. Sciopero! Sciopero! Eccoci, siamo davanti al Novotel albergo che si trova a ridosso della tangenziale di Mestre in via Castellana. Nuovamente in presidio le lavoratrici, le cameriere ai piani di questo albergo. Secondo giorno di mobilitazione perché chiedono il rinnovo del contratto di lavoro, che è il contratto del turismo scaduto nel 2018. Lavoratrici che percepiscono 8,16 euro l'ora lordi e che dicono così non ce la possiamo fare, e danno oltretutto un contratto part time. Con me ad appoggiare il presidio, le mobilitazione e i diritti delle lavoratrici, dei lavoratori, e il sindacato ADL Cobas con Sergio Zulian. Buongiorno Zulian, dunque secondo giorno di mobilitazione oggi. Sì, oggi è il secondo giorno di sciopero e ancora non abbiamo avuto nessuna risposta da parte dell'azienda, né da Zenit, che è diciamo, l'azienda appaltatrice, nemmeno dalla committenza, cioè dal Novotel, che fa parte del gruppo Accor. Quindi le mobilitazioni andranno avanti, forse loro ci stanno cercando di mettere alla prova o pensano che stiamo scherzando, ma in realtà, come hai detto tu, insomma, la condizione è veramente insostenibile con l'aumento del costo della vita che c'è stato, e quindi, visto che la legge sul salario minimo non la faranno mai, vogliamo conquistare noi il salario minimo con le mobilitazioni. Anche perché diciamo che un anno fa avete ottenuto il rinnovo del contratto che prevedeva poco più di 7 euro all'ora, sempre lordi, sempre per questi lavoratori e lavoratrici. Sì, diciamo, queste ditte in appalto, per tanto tempo applicavano ad alcune lavoratrici, quelle con più anzianità, il contratto del turismo, e a quelle che assumevano dopo il contratto multiservizi pulizia, appunto sono 7,16 euro all'ora. Siamo riusciti a far applicare il contratto del turismo a tutte. Però diciamo anche il contratto del turismo, se non viene rinnovato, come non viene rinnovato, l'ultimo aumento è stato di gennaio 2018, quindi tra poco sono 6 anni, è chiaro che la situazione, ripeto, è insostenibile. Ecco, nel momento in cui la ditta appaltatrice, la Zenit in questo caso, continuasse a fare orecchie da mercante, è il caso di dire, quali le prossime mosse? Perché diciamocelo, non è che i lavoratori possono già con questo stipendio ridottissimo continuare nella mobilitazione, perché non porterebbero a casa nulla. Certo, ma questo è il primo segnale che noi abbiamo voluto dare, un segnale molto forte, perché nessuna cameriera è entrata, quindi l'adesione allo sciopero è stata totale del 100%. Abbiamo avuto la solidarietà di tantissime altre persone, ma sicuramente le mobilitazioni proseguiranno. Sicuramente vogliamo investire le istituzioni di questa città che vive di turismo, ma fa soldi tanti qualcuno sul turismo, ma qualcun altro invece è costretto a situazioni di miseria, di sottopaga. Poi certamente anche le agitazioni, adesso decideremo in assemblea, ma proseguiranno anche sotto altre forme, perché poi, vista la
carenza del personale cronica che c'è in questo settore, già se le lavoratrici se facessero solo le loro ore contrattuali già tantissime camere non sarebbero fatte, quindi diciamo l'agitazione continuerà sicuramente. E sicuramente anche si chiederà, come ho capito, anche un tavolo con la Regione e con la mobilitazione che continuerà anche su Venezia nelle sedi della Regione del Veneto, soprattutto in considerazione del fatto che il turismo nel 2023 è aumentato con un più 20%, circa il 23%, quindi è ragione per cui si chiede questo rinnovo del contratto. Sciopero! 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 Grazie ad Anna Maria Parisi, avete visto la mobilitazione delle lavoratrici del Novotel, grazie a Sergio Giuliani. Allora vedo già pronta, perché oggi è l'atteso Bomba Day, la nostra Monica Smiderle con Alessandro Costacurta è a Stoccareddo perché appunto è arrivato il giorno del Bomba Day, con Emanuele Cassaro, viceprefetto di Vicenza, e il colonnello Fabio Mariano, comandante dell'8° Reggimento Guastatori della Folgore. È corretto, Monica? Buongiorno. È corretto, buongiorno a Talina, buongiorno a tutti i nostri telespettatori. Siamo precisamente nel municipio di Gaglio, dove da questa mattina è aperto il CCS, il Centro Coordinamento Soccorsi, appunto perché è in corso il Bomba Day a Stoccareddo, il paese del comune di Gaglio, dove sono in corso le operazioni di rimozione di un ordigno bellico che era conficcato nel muro perimetrale dell'abitazione della famiglia Bau. Il 1° giugno, lo ricorderete, era esploso un analogo ordigno bellico che purtroppo ha causato la morte di un 30enne, di Riccardo Bau. Durante le operazioni di verifica, di controllo effettuate allora dalle forze dell'ordine, emerse appunto che c'era un secondo ordigno, una seconda bomba identica alla precedente, conficcata in un altro punto del muro perimetrale di questa abitazione. Oggi il Bomba Day con il coordinamento della prefettura di Vicenza, con me c'è appunto il vice prefetto Emanuele Cassaro. Oggi l'evacuazione del paese, 349 le persone che sono state fatte evacuare. Come sta andando questa giornata? Anche perché Lina, ti dico subito che c'è un'importante novità appena arrivata. Sì, ecco, possiamo anche dare subito questa novità. Le operazioni di rimozione si sono pochi minuti fa concluse con successo. I nostri guastatori sono riusciti, devo dire, in tempi record, a fronte di un intervento estremamente complesso, a procedere a rimuovere questo ordigno che era incastonato dentro il muro, quindi si è fatta un'operazione manuale. E queste operazioni sono state precedute stamattina già a partire dalle 7 dall'evacuazione del territorio, quindi sia questa prima fase di evacuazione che la seconda fase di rimozione dell'ordigno si sono concluse con successo, e quindi devo veramente rivolgere il mio plauso in primis ai guastatori, all'amministrazione comunale per l'ottimo lavoro svolto e a tutte le componenti. Pensate che sono 20 gli enti coinvolti in un'operazione come questa, più di 140 persone che hanno lavorato all'unisono con grandi sinergie. Un ringraziamento quindi anche alle forze dell'ordine e soprattutto, se mi è consentito, alla popolazione di Stoccareddo e di Zaibena, che hanno dimostrato un senso civico eccezionale. Devo dire che si è percepito anche il senso di responsabilità e anche il senso di dolore di questa comunità per i fatti di giugno, e questo ha portato probabilmente anche a un incremento di questo senso civico a cui va il nostro applauso. Colonnello Fabio Mariano, che è comandante dell'8° Reggimento Genio Guastatori Folgore di Legnago. Allora, che cosa avete fatto, come sta andando, come avete operato? Sì, come diceva il viceprefetto, le operazioni sono svolte regolarmente grazie anche al contributo di tutte le forze dell'ordine che hanno contribuito non solo all'evacuazione del personale ma anche ai blocchi stradali che sono stati imposti nell'area. Si tratta di un ordigno del primo conflitto mondiale, un tubo esplosivo denominato torpedine
Bettica, che era perfettamente funzionante, è analogo, come diceva lei, a quello che purtroppo è esploso il primo giugno scorso. Le operazioni di rimozione sono state complesse e peraltro l'ordigno si trova in una posizione unica nel suo genere, come dicevate, incastonato nel muro, un muro di circa 50 cm, per cui l'approccio degli artificieri è stato di tipo manuale, per rimuovere gradualmente, prima facendo un foro laterale e poi raggiungendo gradualmente la posizione dell'ordigno per poi rimuoverlo. Le operazioni continueranno perché adesso l'ordigno è in fase di trasferimento presso una cava nell'area di Asiago, dove verrà fatto brillare nel pomeriggio da parte degli artificieri. La bomba dunque è già in viaggio verso Caberlaba, dove verrà fatta brillare, e quindi, viceprefetto, tra poco le famiglie di Stoccaredo potranno rientrare in paese. Sì, il convoglio è partito poco prima che ci collegassimo, quindi il tempo tecnico di lasciare l'area rossa e anche l'area di Gallio, quindi a brevissimo daremo l'autorizzazione ai cittadini di Stoccaredo per il rientro nelle loro abitazioni. Dunque Lina, come hai capito, sta andando tutto per il meglio qui a Gaglio, a Stoccaredo. Se non hai domande, io ringrazio i miei ospiti e restituisco la linea allo studio. Grazie Monica, grazie ai tuoi ospiti anche per il grande lavoro che si sta facendo a tutela della popolazione laggiù. Allora vediamo con la regia, ecco, vedo già collegata in diretta, davvero siamo sul territorio su moltissimi fronti, la nostra Valentina Visentin che è sul posto con Andrea Benetti. Andiamo a Padova per parlare di consumo di suolo, vero Valentina? Perché i dati diffusi dal rapporto ISPRA evidenziano il Veneto in una situazione molto delicata, tra le regioni peggiori d'Italia, con proprio le maglie nere di Venezia e di Padova, è così? Proprio così, in particolare Padova, che addirittura è la quinta grande città in Italia, è la primo comune del Veneto per consumo di suolo, un dato che si riconferma, che viene riconfermato dal rapporto ISPRA 2023, male anche Venezia in questo caso, perché dopo Padova i comuni che hanno avuto maggiore consumo di suolo quest'anno sono Noventa Padovana e Spinea, quindi c'è anche la provincia di Venezia che è stata coinvolta in questo rapporto. Ci sono oltre 700 ettari in più consumati, mangiati dalle nuove costruzioni a discapito del verde. Io sono in compagnia di Sandro Ginestri di Legambiente Padova, perché ovviamente Legambiente parla di fallimento della legge regionale sul consumo di suolo, in particolare perché che dato non tiene in considerazione la legge regionale, che invece è preso a campione da ISPRA? Beh, ad esempio la legge sul consumo di suolo, che ormai ha 6 anni, vede un aumento dei suoli consumati rispetto a prima della sua promulgazione, quindi ha delle cose da sistemare. Tra le cose da sistemare c'è sicuramente il fatto che non considera consumo di suolo i nuovi impianti della logistica, come i nuovi magazzini per i supermercati. Qui a Padova abbiamo un esempio eclatante, che è un impianto di quasi 10 ettari di consumo di suolo che una nota catena di supermercati vorrebbe fare a Granze di Camin e che non verrebbe nemmeno conteggiato come consumo di suolo dalla legge regionale. È evidente che questo non va bene e va cambiato. Ecco, si perde sempre più suolo verde, perché sono 700 gli ettari consumati secondo il rapporto ISPRA nelle nostre città, e voi come Legambiente da sempre chiedete comunque di un maggior potenziamento delle aree verdi nelle città, anche alla luce del cambiamento climatico. Vediamo con le città sempre più calde, per esempio Padova è una delle città più calde del Veneto. Sì, il verde è importante per la qualità della vita, è importante per i servizi ecosistemici che ci restituisce, e soprattutto il consumo di suolo oggigiorno per creare nuove abitazioni o ancora nuovi magazzini della grande distribuzione è una cosa di cui sicuramente possiamo fare a meno. È meglio ristrutturare quello che già c'è e smettere di consumare il suolo. A Padova siamo ormai al 50% di suolo consumato, adesso c'è un nuovo piano degli interventi che ha invertito radicalmente la rotta rispetto agli anni passati, però speriamo che dia buoni risultati nei prossimi anni.
Ieri abbiamo anche parlato ad esempio di un nuovo campo di fotovoltaico a terra, siamo nel quartiere, vicino al quartiere insomma, dove si dovrebbe sorgere questo nuovo campo. Anche questo, anche il fotovoltaico è uno degli elementi che tiene in considerazione ISPRA nel suo conteggio di consumo di suolo. Sì, non in automatico il fotovoltaico a terra è considerato consumo di suolo, per circa la metà degli impianti non viene considerato perché ha una bassa densità e poi viene considerato reversibile rispetto ad altri tipi di consumo di suolo. Detto questo, è chiaramente meglio farlo dove il suolo è già consumato o sui tetti dei capannoni che a terra quando è possibile. È anche da dire che nel caso che citavamo in questione, quell'area là è considerata già consumo di suolo perché sono dei binari di un'ex-stazione ferroviaria, almeno nella stragrande maggioranza dell'area. Diciamo che anche il consumo di suolo, un conto è quando viene fatto appunto per interessi, per quanto legittimi ma economici, di grandi catene di distribuzione, un conto se viene fatto per ospedali o impianti fotovoltaici è sempre consumo di suolo, però ha ovviamente un ritorno in benefici per la collettività ambientale diverso, quindi c'è anche questa distinzione che volendo si può fare. In questo caso poi se si viene fatto su un'area che è già considerata consumo di suolo, almeno non incrementa il consumo di suolo che già c'è. Grazie allora a Sandro Ginestri, questi sono i dati, ovviamente il report più specifico con tutti i dati ne parleremo nelle edizioni serali dei nostri telegiornali. Da Padova è tutto, restituisco la linea allo studio. Grazie Valentina, grazie al tuo ospite. Allora noi andiamo alla cronaca, torniamo sulla strage del bus dal cavalcavia di Marghera. Ieri c'è stata la super perizia con l'ingegner Migliorino, prima sul cavalcavia dove si è alzato in volo anche un drone per esaminare il contesto e poi dove è custodito, nel deposito in cui è custodito il mezzo della linea. Cavalcavia chiuso al traffico per ore, oggi il giorno del super perito, l'ingegner Migliorino che vediamo proprio lì sul punto in cui la sera del 3 ottobre il pullman guidato da Rizzotto è precipitato di sotto. Quella di Migliorino, il funzionario del Ministero dei Trasporti definito il mastino per le analisi sullo stato del ponte Morandi, incaricato dalla Procura, è la perizia più attesa nelle indagini sulla strage del bus. Presenti la PM Laura Cameli, titolare del fascicolo, i periti delle parti civili, i legali e i periti di parte dei 3 indagati, l'amministratore delegato della linea, Fiorese, e i 2 dirigenti del comune di Bussolo e Cesaro. Al momento, come ribadito dal procuratore Cherchi, nessun altro è iscritto nel registro degli indagati. Per i rilievi e le misurazioni, Migliorino si è avvalso di un drone che è stato fatto sorvolare lungo il tratto da cui è precipitato il bus. Sono stati misurati poi ringhiere e guardrail, soprattutto i 27 punti toccati dal mezzo prima di precipitare. La viabilità sul cavalcavia è stata interrotta dalle 13 alle 16 come da ordinanza comunale. Una volta terminate le analisi sul cavalcavia verso le 16, l'ingegner Migliorino e i vari tecnici si sono spostati a esaminare il bus all'ex mercato ortofrutticolo di Via Torino a Mestre, dove era stato portato all'indomani dell'incidente. Qui sono state scattate numerose fotografie. Il 9 novembre è in programma la seconda parte di verifiche. Intanto si attendono anche gli esiti delle varie perizie e dell'autopsia eseguita sul corpo di Rizzotto. I primi accertamenti non hanno riscontrato anomalie, per questo si attendono gli esami più approfonditi eseguiti sul cuore dell'autista quarantenne. Non dimentichiamoci tra l'altro che ci sono ancora dei passeggeri di quel pullman ricoverati negli ospedali, in particolare a Padova, dove ci sono 5 di quei feriti. Allora la redazione ci ha preparato uno spezzone di intervista al direttore generale dell'azienda ospedaliera Giuseppe Dalben, che fa il punto anche sulla bimba, le cui condizioni erano le più delicate. Vediamo. Abbiamo già dimesso il signore Spagnolo, che era il fratello della signora che invece è ancora in terapia intensiva. Stiamo dimettendo la mamma della bambina e anche l'altra signora giovane, insomma, e stiamo cominciando con molta gradualità a tentare il risveglio della bambina. C'è ottimismo? Ma l'ottimismo non deve mancare mai, insomma, no? Certo, da come siamo partiti c'erano veramente delle preoccupazioni molto serie,
La situazione è sicuramente, per quanto riguarda le 2 persone che abbiamo sempre tenuto con molta in terapia intensiva, con molta attenzione, che abbiamo seguito con molta attenzione in terapia intensiva, insomma la situazione sta andando discretamente, ecco, diciamo così. Queste le parole di Dalben, che ringraziamo. Allora, cambiamo contesto, andiamo a Vicenza, parliamo di sicurezza, pugno duro del questore Paolo Sartori sulla presenza di stranieri irregolari che compiono reati. L'ultimo espulso è un pluripregiudicato che, finito un periodo di detenzione, è stato rimpatriato. Allora, vedo collegata la nostra Sharon Di Carlo con Simone Squarcina proprio dalla questura. Buongiorno Sharon. Buongiorno Lina, buongiorno a tutti i telespettatori. Vicenza sta sicuramente vivendo un momento molto delicato, ve l'abbiamo raccontato. Il sindaco Giacomo Possamai in questi giorni a Roma ha incontrato il ministro Piantedosi per chiedere il ritorno delle strade sicure, dei militari delle strade sicure, e aumentare le forze dell'ordine nel territorio. Ma non solo, la richiesta del sindaco Giacomo Possamai, dall'altra la richiesta dei commercianti del centro storico, che chiedono invece più espulsioni per proteggere la città dal degrado e dalla criminalità. A proposito di espulsioni, noi siamo qui in questura, appunto come hai detto tu, in compagnia del questore di Vicenza Paolo Sartori. Buongiorno. Buongiorno a voi. Ieri un'altra espulsione, l'ennesima in questo 2023. Facciamo un po' il bilancio. Beh, dall'inizio dell'anno ho disposto la revoca di quasi 150 permessi di soggiorno nei confronti di soggetti che non avevano più titolo per permanere sul nostro territorio nazionale. Sono stati disposti 61 accompagnamenti presso i centri di permanenza per i rimpatri nei confronti di persone appunto in attesa di essere poi trasferite nei loro paesi di provenienza. In 11 casi questi soggetti sono stati trasferiti direttamente dall'ufficio immigrazione di Vicenza presso gli aeroporti per essere imbarcati su voli diretti ai paesi di origine. Si trattano di problema con il collegamento da Vicenza, vediamo se riusciamo a ripristinarlo o se restituiamo poi la linea. No, al momento no, vediamo se riusciamo a recuperare il collegamento con la collega Sharon Di Carlo. Intanto mentre la regia fa questo tentativo andiamo magari a leggere qualche altra notizia di cronaca che è battuta dalle agenzie. Oggi ci sono volute 12 ore per portare a termine la procedura avviata dopo un controllo effettuato dai carabinieri nel centro di Porto Gruaro, che ha portato all'allontanamento proprio, ne stavamo parlando col questore Sartori, di un cittadino straniero irregolare sul territorio italiano nella tarda mattinata di ieri, mentre si stava svolgendo nel municipio della località del Veneto Orientale. Il Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, presieduto dal prefetto di Venezia Michele Di Bari, una pattuglia dell'Arma ha notato un uomo aggirarsi nel centro cittadino non conosciuto dai militari che quotidianamente pattugliano e quindi conoscono l'area. Il successivo controllo dei documenti ha consentito di accertare che il giovane, un 29enne di nazionalità marocchina, era appunto irregolare in Italia e non ottemperante all'ordine di lasciare il territorio italiano emesso dalla questura di Catanzaro ad aprile nella fattispecie. Questo accade a Porto Gruaro. Vedo di nuovo collegata Sharon, vediamo se il collegamento in questo momento funziona, vediamo se possiamo restituire la linea. Vai Sharon. O software. Ciao Lina, ci sentite? Sì, vai, dai. Aspetto un tuo... Benissimo, eravamo qui con appunto il questore Simone, eravamo qui con il questore Paolo Sartori che ci stava raccontando di questo bilancio appunto di espulsioni. Sì, si tratta di un'attività che dall'inizio dell'anno è stata effettuata in maniera sistematica con il coinvolgimento di tutte le forze dell'ordine, proprio per evitare che che soggetti che non hanno titolo per rimanere sul nostro territorio si radichino appunto per compiere attività illegali.
Dall'inizio dell'anno ho disposto la revoca di oltre 140 permessi di soggiorno nei confronti di questi soggetti, 61 di questi sono stati accompagnati presso i centri di permanenza per il rimpatrio per essere poi trasferiti nel paese di origine e altri 11 individui sono stati accompagnati direttamente all'aeroporto ed imbarcati su voli diretti nei paesi di provenienza. Possiamo dire che viene usato il pugno duro qui a Vicenza? Tutto quello che è possibile fare, che è consentito dalla legge, viene fatto con grande impegno e dispiego di uomini, e questo proprio perché le problematiche che sono connesse alle espulsioni, all'effettività delle espulsioni sono molte, a partire dalla necessaria collaborazione da parte dei paesi di provenienza. Lina, un altro tema molto caldo in città in questo periodo sono gli uomini che maltrattano le donne. Gli ultimi dati raccontano di più di 50 casi al mese in ospedale. Questore conferma questo dato? Assolutamente sì, purtroppo si tratta di un trend in aumento. Gli ammonimenti che dall'inizio dell'anno emesso sono 86 a fronte di 5 nel 2021 e una ventina nel 2022. Questo sta a significare da un lato che purtroppo questo tipo di reato particolarmente odioso è in continua crescita, dall'altro che vi è una sempre maggiore consapevolezza da parte delle vittime della necessità di denunciare e di chiedere l'intervento delle autorità, cosa che appunto noi auspichiamo che possa avvenire anche per il futuro. Dati che spaventano. Grazie al questore di Vicenza Paolo Sartori. Lina, da Vicenza è tutto, vi restituiamo la linea. Grazie Sharon e Simone Squarcina, grazie naturalmente come sempre per la disponibilità al questore di Vicenza. Restiamo a Vicenza con un'altra notizia di cronaca, perché indagini sono in corso da parte dei carabinieri del capoluogo berico su un carico di rame rubato che è emerso dal vano di un furgone ribaltatosi la notte di martedì scorso al termine di un inseguimento durante un controllo a Grumolo delle Abbadesse. Una pattuglia dei militari ha intimato l'alta al mezzo in transito che aveva l'assale posteriore particolarmente abbassato, sintomo di un carico eccessivo. Il conducente non si è fermato, anzi ha accelerato, ma dopo alcune decine di metri nell'imboccare una curva è uscito di strada, visto che il carico pesante c'era, e si è ribaltato. I militari avevano seguito a vista il furgone, sono intervenuti in soccorso dei fuggitivi che sono rimasti incastrati nell'abitacolo, scoprendo che il carico parzialmente uscito era composto di matasse di rame, rottami e parti elettriche, probabile provento di furto ai danni di qualche azienda del settore. 4 quintali di metallo. Le persone fermate non hanno saputo giustificarne la provenienza, per cui anche questo nel Vicentino sul fronte invece dei furti. Adesso noi andiamo qualche minuto in pubblicità, poi torniamo con altra cronaca e altri collegamenti. Ben ritrovati, torniamo in diretta da studio con la prima edizione di Antenna 3 in questa giornata. State vedendo che c'è tanta cronaca anche oggi. Allora andiamo a farvi vedere un video molto interessante, diciamo così, che arriva da Padova, le folli evoluzioni in bicicletta sfiorando pericolosamente i bus in corsa. A compierle un anonimo ciclista che naturalmente ha scatenato in città polemiche per la pericolosità di quello che fa, naturalmente poi per realizzare video e postarli, immaginiamo, sui social. Sentiamo. Stanno facendo il giro della rete le fogli acrobazie di un ciclista a Padova. È lui stesso a postarle sul suo profilo Instagram. VG22 il soprannome che usa sui social. La sfida è quella di impennare davanti a bus e tram e svoltare il più tardi possibile. Molti i video che lo ritraggono mentre affronta i mezzi pubblici. Le impennate però non si fermano alle strade, perché il ciclista mascherato usa anche i portici per le sue spericolate evoluzioni. C'è preoccupazione per questo fenomeno da parte degli autisti dei mezzi pubblici, che tramite i rappresentanti sindacali chiedono che venga identificato al più presto dalle forze dell'ordine. Sulla questione si è mosso anche il vicepresidente della provincia Vincenzo Gottardo, che con un post su Facebook definisce imbecille il protagonista dei video che mette a repentaglio la sicurezza pubblica ed è un cattivo esempio di civiltà.
Non possiamo tollerare l'incoscienza e la ricerca di fama a spese della sicurezza, del benessere di tutti, conclude sui social Gottardo. E dopo la denuncia invece di caporalato all'interno del MAP fatta da ADL Cobas, che ha prodotto anche i nomi di 2 cooperative, si è dimesso il vicepresidente titolare dell'azienda grossista che aveva dato in appalto i servizi proprio alle 2 coop coinvolte. Ha deciso di dimettersi dal suo recente incarico di vicepresidente del MAP, pur ribadendo ogni sua estraneità alla vicenda di caporalato. Renato Zanotto, titolare dell'azienda 2R, chiamata in causa da DL Cobas lunedì, quando il sindacato di base ha fatto emergere una storia di caporalato all'interno del mercato agroalimentare di Padova. L'azienda grossista aveva appaltato un servizio di facchinaggio a 2 cooperative denunciate dai lavoratori per la presenza di 2 caporali, un bengalese già allontanato dal MAP e un romeno. C'è un'indagine in corso e la 2R fin dal primo momento ha detto di essere all'oscuro di questi comportamenti, condannando apertamente l'operato dei 2 caporali. La nostra azienda ha sempre lavorato nel rispetto della normativa e a difesa della dignità dei lavoratori e così continuerà a fare anche nel futuro, aveva detto in una nota la 2R, attendendo gli sviluppi delle indagini per poi valutare eventuali azioni da intraprendere anche a tutela dell'immagine dell'azienda. Renato Zanotto ha comunicato così nelle scorse ore di autosospendersi dall'incarico di vicepresidente del MAP con effetto immediato, dichiarando di compiere tale passo esclusivamente per ragioni di opportunità, pur ribadendo la contestazione di ogni suo coinvolgimento nella vicenda. Il Consiglio di amministrazione del MAP ha ringraziato Zanotto per il senso di responsabilità e la sensibilità dimostrata verso l'ente, riservandosi a sua volta ogni ulteriore determinazione nel proseguo. Sempre la cronaca giudiziaria, condanna per stupro. La Cassazione ha confermato altri 2 anni di carcere per il PR delle discoteche dell'Alta Padovana, già in cella per aver abusato di una minorenne nel 2015. La sentenza è diventata definitiva e la Cassazione ha confermato altri 2 anni di carcere per Filippo Roncato, il 28enne PR di Loreggia, che da giugno di quest'anno è in cella per aver abusato di una minorenne mentre si trovava alla discoteca Baita al Lago di Treviso nel 2015. Il ragazzo, che sta già scontando 6 anni di reclusione per questo episodio di violenza, dovrà scontarne altri 2 per un altro episodio avvenuto nel 2016, quando ha molestato la sorella sedicenne di un suo amico. La Cassazione ha confermato i 2 anni di pena richiesti in primo e secondo grado, che si aggiungono appunto alla sentenza definitiva per la violenza del 2015. Il 28enne PR di Loreggia lo scorso giugno, dopo la pronuncia della Cassazione, si è presentato con il suo avvocato in carcere a Bollate a Milano per iniziare a scontare la sua condanna. E c'è stata un'operazione antidroga invece dei carabinieri di Piazzola sul Brenta, con arresti e denunce. Blitz antispaccio dei carabinieri a Piazzola sul Brenta, il bilancio è di un arresto e 4 denunce. I militari hanno fermato un tunisino 20enne in Italia senza fissa dimora e denunciato 3 tunisini, tutti minorenni di 16 e 17 anni, in Italia senza fissa dimora. Un altro tunisino, 33enne, per violazione del divieto di dimora nella provincia di Padova. I militari, appostati nei pressi degli impianti sportivi e del parco giochi per bambini di Tremignon, hanno visto cedere da parte dell'arrestato una bustina con 1 grammo di cocaina, suddivisa in 2 dosi, a 2 cittadini italiani che sono stati fermati e perquisiti. Nell'appartamento messo a disposizione da un cittadino rumeno in cambio di qualche dose di sostanza stupefacente, altri 8 grammi di cocaina divisa in 10 dosi già pronte per essere vendute. Durante la perquisizione arrivava un tunisino denunciato per aver violato la misura cautelare del divieto di dimora in provincia di Padova. La sostanza stupefacente è stata sequestrata, 2 minorenni sono stati affidati a una struttura per minori, mentre il terzo ai familiari. Restiamo nel Padovano, torniamo nel capoluogo per la politica, andiamo in Consiglio Comunale dove l'opposizione si schiera contro l'aumento dell'IRPEF comunale, ritenendolo ingiustificato, va a colpire, dicono, principalmente le famiglie. Potete pensare una famiglia monoreddito con 1.500 euro, tra gli aumenti dei prezzi con l'inflazione, cioè tra l'aumento della benzina, tra gli aumenti vari delle spese correnti, se gli aumentiamo anche l'addizionale IRPEF vuol dire che non abbiamo capito, questa amministrazione non ha capito il momento di difficoltà che stanno attraversando molte famiglie, compresi i cittadini padovani. Se dovesse realizzarsi l'aumento dell'IRPEF, il più colpito sarebbe il ceto medio.
Così l'opposizione a Palazzo Moroni, per voce di Manuel Bianzale, esponente della minoranza, e dell'associazione Padova, sul possibile rimodulamento dell'addizionale comunale. Solo pochi mesi fa in Consiglio Comunale è stato approvato il bilancio, che è un bilancio solido, un bilancio positivo, tra l'altro gode di oltre 300 milioni di euro dei fondi del PNRR, quindi l'aumento dell'addizionale IRPEF, che dai conti sembrerebbe attestarsi intorno al 1 milione di euro, rappresenta veramente un intervento che ha più un sapore di favore ad una parte politica che di reale esigenza dell'amministrazione comunale, del bilancio dell'amministrazione comunale. Le risorse non devono venire dai cittadini, sottolinea l'esponente della minoranza, ma devono arrivare da tagli alla spesa. Prima di alzare le tasse sarebbe bene fare una revisione delle spese, una razionalizzazione, andare a verificare dove si può tagliare, sui incarichi, sulle spese correnti, cioè applicare e adottare una politica di razionalizzazione dei costi, come fanno tutte le aziende, come fanno le famiglie. Questo per quanto riguarda le famiglie, per quanto riguarda il Consiglio Comunale di Padova. Poi naturalmente c'è chi porta avanti invece il tema del sostegno ai lavoratori e ai salari adeguati. La CNA del Veneto ha ribadito: serve una contrattazione, 9 euro l'ora non bastano, riferendosi al salario minimo e a quella che è anche la battaglia del Partito Democratico. Vediamo. Il salario minimo al centro dell'approfondimento nei giorni scorsi della CNA del Veneto. La questione è complessa e articolata e va assolutamente approfondita con la contrattazione. Ai lavoratori vanno assicurate prestazioni, quali quelle di welfare, ad esempio, che vanno ben al di sopra del salario minimo e che nel caso rischierebbero di sparire. Prestazioni che nel complesso valgono certamente più di 9 euro all'ora in busta paga. Così, in estrema sintesi, Matteo Ribon, direttore della CNA Veneto. Noi riteniamo che la contrattazione sia importante, soprattutto la contrattazione che è in grado di essere vicina al territorio, che ha consentito nell'artigianato di creare un sistema di welfare importante come quello della bilateralità, che va salvaguardato. La questione che a livello nazionale riguarda il 3% dei lavoratori in realtà non terrebbe conto delle fasce dei cosiddetti lavoratori poveri, quelli cioè che pur avendo un contratto non hanno un adeguato trattamento economico. Oggi il CNEL ne certifica oltre 900, noi crediamo che una delle prime cose che debba essere fatta è quello di andare ad individuare quali sono i contratti collettivi nazionali di lavoro che davvero garantiscono tutele per imprese e per i lavoratori, e soltanto quelli dovrebbero essere applicati. Di povertà purtroppo rischiano di patire anche i comuni, visto che dal governo si parla di ulteriori tagli. Poi sappiamo che c'è il caro energia comunque che pesa sui bilanci e peserà anche nell'inverno. Allora noi abbiamo in collegamento la nostra Francesca Bozza con Nicoletta Rizzetto, che vedo pronta in diretta con Riccardo Barbisan, che è assessore al bilancio del comune di Treviso, perché con questi tagli occorrerà fare i conti. Francesca, a te. Sì, buongiorno Lina, hai detto bene, ringrazio l'assessore Riccardo Barbisani, hai detto bene, ci sono i costi dell'energia, i costi delle bollette, lo sappiamo bene tutti noi e lo sanno bene anche i comuni, ma poi ci sono altre voci che vanno a pesare sui bilanci. Assessore Barbisan, facendo proprio i conti in casa, i conti nelle casse di Cassugana, di che aumenti parliamo? Di che percentuali? Beh, per il gas parliamo di un aumento del 50%, quindi di circa $500,000 in più. Per l'energia elettrica parliamo di un aumento del 30% circa, e quindi di circa €900.000. Questi sono i dati 21 su 22, che sono i dati che abbiamo definitivi certificati, però il 2023, l'assestato a settembre, non ci fa presagire nulla di buono, nel senso che ci fa pensare che i costi rimangano più o meno inalterati, e la situazione geopolitica internazionale tra la crisi economica tedesca e la guerra possibile aggiuntiva rispetto a quella in Ucraina, cioè tra Hamas e Israele, non ci fa dormire sonni tranquilli. Abbiamo entrate che non aumentano, anche se generalmente non diminuiscono, ma spese che aumentano, la spesa per il sociale che non diminuisce, anche se non abbiamo
aumenti eccessivi da parte delle famiglie, però per esempio le deleghe ULS, però l'assistenza domiciliare, anch'esse scontano gli effetti inflattivi degli ultimi anni con un'inflazione all'8%. Chi ci rende beni e servizi che noi acquistiamo ovviamente ce li vende a prezzi maggiori, e quindi noi, diciamo, per ottenere gli stessi beni e servizi da offrire poi ai cittadini abbiamo dei costi che non sono a poco. Ci diceva prima, Assessore, parlando prima della diretta, che alla voce entrate c'è una voce che insomma in qualche modo vi preoccupa, non preoccupa i cittadini ma preoccupa voi, ed è quella delle contravvenzioni che insomma hanno un peso importante. Sì, dal momento del Covid noi non riusciamo più ad avere il numero di contravvenzioni di prima. Questo può essere, e sicuramente è un effetto positivo, vorrà dire che ci sono cittadini che si comportano meglio in strada, vorrà dire che qualcuno ha rinunciato a prendere la macchina per utilizzare un mezzo più sostenibile, e con tutte le politiche che facciamo noi verso la sostenibilità benissimo, però anche questo poi a me che sono assessore al bilancio non fa quadrare i conti. Diciamo che più che prendere i soldi dalle multe vorremmo poter avere, diciamo, altri tipi di entrate o maggiori risparmi, ma anche sul verde quest'anno abbiamo pagato 210.000 euro di aumento Istat per un contratto che ci rende però sempre gli stessi servizi, cioè noi paghiamo di più ma abbiamo sempre lo stesso numero di sfalci e sempre le stesse servizi che ci rende il nostro gestore, che è Contarina. Quindi questo ci mette anno per anno in difficoltà. Per alcuni tempi siamo riusciti con politiche di bilancio a impiegare l'avanzo in modo molto intelligente, ma quando un bilancio inizia a non produrre più avanzo noi possiamo fare conto solo su ciò che è lo stanziato sul bilancio di previsione e sempre meno su quello che è l'avanzo dell'anno precedente. Non potete nemmeno contare su quel tesoretto che eravate riusciti ad accantonare proprio per le spese ulteriori. Esatto, e poi abbiamo anche come Comune di Treviso una riduzione importante dal punto di vista di un canone che percepivamo dalle antenne, e le antenne sono diventate da una pratica commerciale, diciamo, che aveva il Comune in mano, a una mera tassa di occupazione del suolo pubblico, quindi da un contratto che portava nelle casse del Comune circa 3 milioni di euro all'anno siamo a poche centinaia di migliaia di euro. Sai, la prima volta la botta la assorbi, la seconda la terza, e dopodiché 3 milioni che strutturalmente non ci sono più nelle entrate, le spese che aumentano, iniziamo a pensare a una riorganizzazione dei servizi. Allora, Assessore, veniamo a quello che probabilmente interessa ancora di più i cittadini, ed è dove si andrà a tagliare per far quadrare i bilanci. Sapendo, scusi, che il tema sociale, su volontà del sindaco Conte, non verrà toccato. Sì, questo è il mandato che ho avuto fin dall'inizio, cioè che qualunque cosa succedesse le famiglie potessero sempre far conto sul Comune di Treviso per tutto quanto riguarda la dignità dei cittadini e quindi la contribuzione dal punto di vista sociale. Andremo a tagliare o a rivedere tutto ciò che non è di strettissima competenza del Comune o che comunque non è sotto contratto ad oggi e che ci esporrebbe, diciamo, a conseguenze anche legali non dovessimo onorare alcuni contratti che abbiamo, e quindi andremo a rivedere tutto quello che è il tema della contribuzione su attività produttive o sulla cultura, cercheremo di razionalizzare i servizi e cercheremo di tagliare altre spese. Grazie davvero all'assessore Riccardo Barbisan. La linea può tornare a te, Lina. Grazie. Allora, un quadro non troppo incoraggiante quello che si trovano ad affrontare i comuni. Dovremmo avere in collegamento in diretta il senatore Andrea Martella del Partito Democratico. Buongiorno, eccolo, segretario regionale del partito. Buongiorno. Buongiorno a lei e a tutti. Sta bene, senatore, perché abbiamo sentito adesso che è mancata la voce, speriamo che tutto funzioni, e le chiedo subito anche quello che è un commento a quello che ha sentito dal Comune. Il Comune di Treviso, quindi parliamo di contesti virtuosi senza dubbio, possiamo immaginare che le cose vadano anche peggio
in altre zone purtroppo, di certo anche i comuni potrebbero trovarsi in difficoltà, lo abbiamo letto anche sulla stampa di oggi, dai previsti ulteriori tagli dei trasferimenti, e sappiamo che sono realtà, gli enti locali, che già appunto, come ci faceva presente l'assessore, fanno un po' i salti mortali per far tornare i conti. Sì, certo, l'intervista che ho ascoltato dell'assessore del comune di Treviso denota una forte preoccupazione e la difficoltà per tanti comuni di erogare quei servizi che vengono erogati in favore dei cittadini, per i quali sono provviste delle tariffe che, se vengono aumentate perché diminuiscono i trasferimenti ai comuni, incidono sulla vita reale delle persone. Quindi c'è poco da dire da parte di Zaia: non mettiamo le mani nelle tasche dei cittadini, non aumentiamo l'IRPEF, oppure da parte del governo dire che c'è un'operazione sul fisco. In realtà noi siamo entrati, l'abbiamo visto dall'analisi di tutti questi dati, ultimamente in una fase in cui negli ultimi anni si erano recuperate delle risorse per i comuni ad una legge di bilancio che inizia di nuovo a tagliare, quando le esigenze sono molto grandi, sia dal punto di vista sociale sia dal punto di vista delle emergenze a cui i comuni devono fare fronte. E quindi una delle battaglie che noi faremo è proprio quella di garantire ai comuni maggiori trasferimenti e quindi un maggior peso in quella che sarà la manovra di bilancio che verrà approvata. Senta, ci sono tanti fronti aperti purtroppo a sostegno un po' di tutte le realtà in sofferenza in questo Paese. Voi domani avete un'iniziativa nazionale invece sul piano casa. Ci spieghi di cosa si tratta? Guardi, altre forze del Veneto parlano giorno di poltrone, di posti, di chi si candida, dove, per quale istituzione, come se le istituzioni fossero, diciamo, solamente oggetto di spartizione. Per fortuna ci sono le elezioni regolari che andranno fatte. Ecco, mentre gli altri si occupano di questo, noi cerchiamo di occuparci di problemi concreti, come abbiamo fatto nel passato, dalla sanità al lavoro, e continuiamo a farlo. Domani lanciamo una nostra iniziativa nazionale proprio in Veneto, a Venezia, a Mestre per la precisione, sulla casa. La casa è un problema che riguarda tutti i cittadini, sempre di più, anche nella nostra regione, che riguarda gli studenti, che riguarda quelli che sono in affitto, che riguarda per alcuni versi anche quelli che hanno delle proprietà. E noi quindi vogliamo parlare di tutto, di fondo per gli affitti, di emergenza abitativa, di casa per gli studenti universitari, di social housing, di rigenerazione urbana. Lo facciamo presentando le nostre proposte, un documento di cui indicheremo anche domani quali saranno le misure per poterlo finanziare. Parteciperanno molti esperti del mondo accademico e non solo, molti portatori di interesse, cioè coloro che in vari ambiti si occupano di queste politiche, e il convegno sarà chiuso dalla segretaria nazionale Liz Schlein, che domani nel pomeriggio sarà a Mestre per lanciare questa iniziativa che assieme al salario minimo e assieme alla campagna sulla sanità è uno dei temi centrali del Partito Democratico. Senta, tornando proprio alla manovra economica, senatore, allora abbiamo visto alcuni punti che vengono maggiormente discussi in queste ore. C'è naturalmente il tema fiscale, no? Con questo accesso diretto ai conti correnti per i contribuenti inadempienti che fa gran parlare naturalmente, no? E che magari è possibile anche che non ci si aspettasse da questo governo, eppure è una delle voci che abbiamo letto. Sì, anche vorrei fare del bilancio. La prima è che è una legge rispetto alla quale circolano ancora bozze e sulla quale però la maggioranza ha detto che non si può intervenire.
lo ha detto ai propri parlamentari, in qualche modo mettendo in evidenza quello che è il tentativo di impedire la dialettica parlamentare. Se questo va per i parlamentari della maggioranza, tanto più varrà, ma noi presenteremo comunque i nostri emendamenti, per una mancanza di discussione e di confronto con l'opposizione. E questo non è un dato positivo né per la nostra democrazia né per i cittadini. La seconda cosa è che è una manovra che non è espansiva, che tenta di fare cassa mettendo tante piccole tasse e che non affronta alcune questioni fondamentali come quelle relative al lavoro e anche quelle relative alle pensioni. Vediamo che confusione si sta facendo ogni giorno. Si passa dalla quota 100, 102, adesso si è arrivati alla quota 104, inducendo i cittadini a fare molta confusione e se vi ricordate questo era uno dei temi principali della Lega che non ha avuto seguito. Quindi sono molte le misure che dovranno essere verificate, tra parentesi anche quella di cui lei ha parlato, rispetto alle quali noi ci riserveremo di fare tutte le nostre proposte migliorative in un clima che mi auguro è un contesto politico-istituzionale che lo consente. Ecco, lei è d'accordo che sarebbe un dispositivo, questo sulle pensioni, questa 104, ancora più duro della riforma Fornero, tanto vituperata riforma? Sì, non è che lo dico io, lo dico tutti. Vi ricordate che Salvini aveva detto che la riforma Fornero doveva essere abolita? La risposta è questa, delle misure ancora più stringenti che sono esattamente in quel solco. E fare il governo, prendere delle decisioni è più difficili che fare propaganda durante la campagna elettorale. Si dicono delle cose che poi non si possono mantenere. Questo non solo sul fisco e sulle pensioni, anche sulla sanità e anche sul lavoro. Senatore, allora la vostra capogruppo in regione, Vanessa Camani, ha fatto una dichiarazione stamattina che dice: se come tutto fa pensare il governo procederà con una riedizione della spending review con tagli lineari e tetti di spesa per gli enti locali, verrà messa una pietra tombale, dice, sul bilancio della regione. Si parla di una sforbiciata di 350 milioni per le regioni a statuto ordinario, dato che nel Veneto porterebbe a una contrazione di risorse molto vicino ai 30 milioni. Cosa ne pensa? Beh, penso che abbia ragione. È un po' il ragionamento che si faceva prima relativamente ai trasferimenti ai comuni. Se la spending review del governo, invece di intervenire su tanti settori dove esistono degli sprechi, taglia linearmente su istituzioni, enti locali e regioni, in questo modo ritornando ad una pratica che almeno negli ultimi anni era stata evitata, è chiaro che questo va a incidere nei bilanci delle regioni e il bilancio della regione già ha pochissimo spazio per scelta voluta da parte della regione Veneto e di Zaia, già ha poco spazio di manovra e così lo vedrebbe ulteriormente ridotto. Senta, le chiedo un ultimo passaggio sulle Olimpiadi, perché siete intervenuti con una richiesta importante, insomma, al Presidente Zaia, ma al Ministro Abodi, di riferire in aula su quello che sta succedendo dopo tutto il caso della pista da bob. Beh sì, sto molto attendendo in Senato perché questa audizione di Abodi ci sia. Ne ho parlato anche ieri con il Presidente della Commissione competente che si è impegnato a farlo, vi darò conto di questo. Penso che sia importante che Abodi, anche Salvini, che è il Ministro competente, insieme a quello dello sport, vengano a dire come stanno le cose e ci vengano a parlare precisamente di un cronoprogramma di opere che deve essere rispettato e che allo stato attuale rischia di non essere rispettato e rischia di far diventare questa, che era una grande occasione per il Veneto, se declinata con in termini di sviluppo sostenibile dal punto di vista ambientale e sociale, rischia di far diventare questa grande occasione in qualcosa di molto meno rilevante per la nostra regione. Abbiamo visto quello che è successo con la pista da bob,
Zaia che ha continuato fino all'ultimo a dire che non c'erano problemi, abbiamo visto Malagò e Zaia litigare sul destino che deve avere questa pista da bob e i giochi in Veneto, e il responsabile di tutto questo attraverso una fondazione e il governo e lo Stato, e ho chiesto che venga puntualmente a riferire, come è giusto che sia, per avere precisa contezza delle cose che stanno avvenendo, degli sbagli che sono stati fatti, delle risorse che sono a disposizione, di quelle che purtroppo magari sono state usate in maniera non consona. Benissimo, allora senatore grazie, vedremo se ci sarà in tempi celeri questa audizione, grazie come sempre per la disponibilità e per il punto sulle principali questioni di attualità. Sono io che ringrazio questo e... Grazie al senatore Andrea Martella, segretario regionale del Partito Democratico. Dalla regia mi fanno cenno che è ora di mandare la pubblicità. Noi torniamo tra poco, altra politica, il collegamento col sindaco Mario Conte e altra cronaca. Ben ritrovati, eccoci di nuovo in diretta, prima edizione di Antenna 3 in questa giornata ricca, lo avete visto, di cronaca e di collegamenti. Continuiamo con la politica perché ieri sera in esclusiva a Focus è andata in onda la lunga intervista del nostro direttore di Media Nord-Est Luigi Baccialli a Roberto Marcato, assessore regionale alle attività produttive, ma poi leghista storico, protagonista proprio del forte strappo con il partito di Matteo Salvini negli ultimi mesi. In tanti si chiedono se ci sarà un suo futuro proprio nel partito. Sentiamo cosa ha risposto il diretto interessato in un passaggio dell'intervista. Prima domanda, rimane o non rimane nella Lega? Perché sono state fatte tante ipotesi, venetisti, Forza Italia, quindi tutti si chiedono innanzitutto se Roberto Marcato resterà nel carroccio. Sì, io rimarrò nel carroccio nella misura in cui il carroccio continua ad essere la mia casa. Perché io sono entrato nella Lega nel 92 per una serie di motivi. Sono entrato perché non sopportavo come veniva trattato il Nord, non sopportavo come veniva disegnato il Veneto, anche nella filmografia, nella letteratura c'era sempre l'uomo ubriaco e la donna diciamo un po' dedita al meretricio, ecco, sciocca, la servetta. Questi erano gli stereotipi dei veneti. Io questa cosa l'ho sempre vissuta malissimo, e nel momento in cui ho trovato un partito e soprattutto un segretario che era allora Bossi che parlava di orgoglio del Nord, di rivendicazione di questi territori, insomma io là mi sono sentito a casa. Poi l'altro motivo per cui sono entrato in politica è che ho sempre odiato l'arroganza del potere, lo strapotere a volte di queste nullità che solo perché hanno il potere si permettono il lusso di calpestare gli ultimi, e poi il fatto di poter rappresentare magari più deboli. Ecco, questi sono i motivi per cui io sono entrato in Lega. E quindi se la Lega continua a darmi la possibilità di poter lavorare per questi obiettivi, con questi valori, bene, altrimenti io dovrò fare le mie scelte. Certo che sarebbe opportuno oggi che la Lega facesse un congresso federale, perché troppi anni sono passati dove abbiamo detto molte cose e anche molte cose contraddittorie, e sarebbe opportuno che come succede nella democrazia la Lega si ritrovasse, facesse un vero congresso federale dove si discuta dei temi e si dà una linea politica. Dopodiché uno, se si riconosce nella linea politica, bene, altrimenti è del tutto evidente che deve fare altre strade. Faccio un esempio banalissimo, al di là delle facili battute. Io per anni, assieme a Matteo Salvini, abbiamo combattuto l'ipotesi del Ponte di Messina, ma l'abbiamo spiegato ovunque. Oggi invece diventa il provvedimento bandiera per quanto riguarda la Lega di questa finanziaria. Allora, si è capito che in realtà questa è un'opera che serve, strategica per il Paese, che porta economia. Spiegatelo, raccontatecelo, ditecelo, e magari siamo disposti anche...
così, come su altri temi, no? Noi nasciamo autonomisti, federalisti, addirittura con un passaggio, una parentesi secessionista, tanto forte è il radicamento territoriale. Oggi noi faremo una manifestazione con la Le Pen che rappresenta quanto di più nazionalista ci possa essere in Europa. Allora anche qui siamo un partito nazionalista o siamo un partito federalista? Cioè queste cose le dobbiamo dire, ma le dobbiamo decidere una volta per tutte. Però io non vedo le piazze piene di leghisti, non vedo i gazebi che esplodono perché dalla gente che c'è sotto, non vedo la fila per fare le tessere, non le vedo queste cose, non sento questo afflato. E allora come si fa a ritornare a questo? Dando un'identità forte al partito. Quindi io spero che ci sia un grande congresso federale dove ci diciamo che cosa siamo e che cosa vogliamo essere per il futuro. Se queste saranno anche nelle mie corde, io continuerò ad essere leghista. Così dunque Roberto Marcato, in esclusiva l'avete sentito a Focus con il nostro direttore Luigi Baccialli. Vedo collegato in diretta, buongiorno, Mario Conte, presidente dell'Anci Veneto, sindaco di Treviso. Buongiorno Conte. Buongiorno, chiedo scusa per il collegamento volante. No, ma va benissimo, noi siamo, come dire, sul pezzo. Perché è di rientro dall'assemblea dell'Anci, è così? Sì, sto rientrando proprio in questo momento perché ho degli appuntamenti in città oggi pomeriggio. Sono stati 3 giorni entusiasmanti di incontri, di confronti con praticamente tutto il governo, ma soprattutto tra sindaci, e quindi rientro con un bagaglio di informazioni, di esperienze, di sensazioni, in alcuni casi un po' più positive, in alcuni un po' più negative, però certamente utili per lavorare ogni giorno al servizio della nostra comunità. Senta, approfitto per chiederle se ha ascoltato l'intervista di Roberto Marcato. È riuscito, mentre si collegava, a sentire qualche frase di Marcato sulla Lega? Sì, ho sentito la parte finale dove invitava a convocare un congresso federale. Ho sentito soltanto la parte finale dell'intervista. Ecco, di questo scossone che Marcato chiede per la Lega, cosa ne pensa? Intanto è importante parlare di temi. Ci si iscrive in un partito perché ci si riconosce nelle tematiche e si combatte quotidianamente, politicamente parlando, degli obiettivi che devono essere politici. Quindi bisogna incarnare quelle che sono le esigenze delle nostre comunità, che poi sono anche quelle comunità alle quali andiamo a chiedere il voto. E quindi io credo che i momenti di confronto siano sempre positivi, non bisogna mai troppo concentrarsi sui personalismi, e bisogna allargare il dibattito, confrontarsi sui temi, le esperienze che arrivano dai comuni, dalle regioni, dagli europarlamentari, per riuscire a costruire una linea politica che sia quanto più sartoriale rispetto alle esigenze delle comunità. E quindi a me non spaventano mai i momenti di confronto, credo che siano sempre momenti molto utili. Poi insomma, gli strumenti per confrontarci ci sono, e credo che questo appello di Marcato verrà accolto con entusiasmo. Ecco, torniamo all'assemblea dell'Anci, sindaco, perché mentre voi eravate riuniti proprio per la 40ª assemblea a Genova, arrivavano anche dal governo o dalle aule appunto di Palazzo Chigi delle indiscrezioni sulla manovra economica che mettono un po' in allarme, no, i comuni, perché si parla di tagli anche ai trasferimenti, ulteriori riduzioni, e prima abbiamo sentito in collegamento il suo assessore Riccardo Barbisan, che non ha nascosto, insomma, che a livello di bilanci c'è un po' di attenzione, di preoccupazione. Cosa ne pensa rispetto a questi tagli a comuni che sono già, sappiamo, ridotti all'osso come organici, come risorse? Ma guardate, i sindaci sono abituati a raccontare la verità alle proprie comunità, e la situazione finanziaria che stiamo vivendo è semplice da descrivere, nel senso che è equivalente a quella delle famiglie italiane, cioè
a parità di entrate sono esplosi i costi, perché parliamo di un aumento spropositato dei costi dell'energia elettrica, parliamo dell'inflazione che sta pesando tantissimo sui contratti di servizi. Basti pensare che noi, per esempio, sul contratto di manutenzione del verde abbiamo pagato un adeguamento Istat pari a 400.000 euro, cose che sono davvero impressionanti e, come dicevo, a parità di entrate, cioè quindi tra i trasferimenti dello Stato e i contributi che chiediamo ai nostri cittadini, che sono rimasti inalterati, sono esplosi i costi e quindi non è più possibile mantenere in ordine e in equilibrio i bilanci comunali. Per far questo dobbiamo abbassare i costi e quindi abbassare i costi in Veneto significa andare a rosicare ancora servizi ai cittadini oppure chiedere un ulteriore sacrificio ai cittadini andando ad aumentare le imposte. Capite che è l'ultima cosa che vorremmo fare, però se ci chiedono di tenere in equilibrio i conti come in Veneto abbiamo sempre fatto, perché ricordo che io rappresento 563 sindaci veneti che da sempre hanno i conti in ordine tutti, però ci troviamo ad un punto che o aumentiamo le tasse o riduciamo i bilanci. È una situazione certamente delicata e quindi io anche ieri, confrontandomi con i miei colleghi sindaci veneti, cominciamo a essere un po' sofferenti di questa questione. Credo che il tema settentrionale sia un tema che un po' deve essere rispolverato nei modi giusti e nelle modalità giuste, nel senso che noi non vogliamo sottrarre niente a nessuno. Però se in Veneto i sindaci veneti hanno da sempre avuto i conti in ordine, oggi vanno sostenuti, non bisogna chiedere ulteriori sacrifici, anche perché i sacrifici non li fanno solo i sindaci, ma i sacrifici siamo costretti a chiederli ai nostri cittadini ed è l'ultima cosa che vorremmo fare, francamente. Senta Sindaco, ma voi come leghisti insomma dovreste avere un filo diretto col Ministro Giorgetti. C'è un'intenzione di chiedere un contatto, di chiedere un confronto col Ministro? Sì, noi lo chiederemo certamente, dopodiché bisogna essere corretti anche istituzionalmente, nel senso che chiedere i miracoli al governo non è corretto, nel senso che oggi la situazione è complicata per i cittadini, per i comuni, per le regioni, così come per lo Stato. La coperta diventa corta per una serie di motivazioni internazionali che stanno purtroppo penalizzando e caratterizzando questo periodo storico. Basti pensare che ci sono due guerre in atto, una in Ucraina, di cui non se ne parla più, ma c'è e pesa molto anche sull'economia locale, e una in Israele. E sono soltanto due esempi di quello che sta succedendo, senza parlare dell'aumento dei costi energetici. Quindi capite che chiedere i miracoli a un governo che già si sta impegnando tanto, però è in evidente difficoltà da un punto di vista finanziario, non lo trovo corretto. È altrettanto vero che qui è una questione di tenuta dei conti dei comuni veneti e dei comuni italiani e quindi chiederemo, adesso approfondiremo ogni pagina di questa manovra per capire cosa ci viene dato e cosa ci viene tolto. Sulla base delle valutazioni e l'impatto che questa manovra avrà sui comuni veneti chiederemo un appuntamento a ogni ministro di riferimento, compreso ovviamente il ministro Giorgetti, ma saremo costruttivi, propositivi e molto corretti nei confronti di un governo che si sta impegnando molto per cercare di tenere la barra dritta in un periodo storico particolarmente complicato. Senta, un altro tema le sottopongo, poi la lasciamo rientrare con calma, il consumo del suolo, perché sono stati diffusi i dati dello studio ISPRA che non vedono il Veneto in una condizione molto positiva. Abbiamo visto le maglie nere di Venezia e di Padova, ma anche nella Marca il consumo del suolo prosegue in maniera consistente e ci sono forze politiche che sono andate all'attacco su questo. Sì, mi permetto di sorridere un pochino, no? Perché mi ricordo nel 2000, quando c'era il sindaco del centro-sinistra a Treviso, che Treviso passò dal 23° posto al 9° posto, Lega Ambiente e il Partito Democratico esultarono ovviamente facendosi carico di tutti i meriti. Oggi che passiamo dal 9° posto al 4° posto, ovviamente criticano, evidentemente la loro motivazione è meramente politica
e non oggettiva sui temi. Per quanto riguarda il consumo del suolo, è vero che c'è stato un leggero aumento, però i calcoli che l'ISPRA fa correttamente, e che ringrazio tanto che sono intervenuto anche in un loro panel proprio ieri, tengono conto anche delle opere pubbliche, quindi non è soltanto cementificazioni, lottizzazioni, aree commerciali o aree residenziali. Per esempio in Veneto la fascia della Pedemontana è giustamente considerata consumo del suolo, ma è un'opera che noi riteniamo assolutamente importante. Devo dire che nella provincia di Treviso, che c'è stato un leggero aumento, sempre caratterizzato dal passaggio di opere pubbliche come la Pedemontana, il Comune di Treviso in realtà registra un notevole rallentamento, un rallentamento che è partito qualche anno fa e che continua con noi. Il fatto che non riusciamo ad arrivare al consumo di suolo zero, cioè che è l'obiettivo che ci siamo posti, è legato al fatto che i diritti dei privati sono, nella stragrande maggioranza dei casi, diritti acquisiti 30 anni fa, cioè quando la gente ha investito, imprenditori o privati hanno investito in lottizzazioni o terreni, acquisendo un diritto che oggi non può essere in alcun modo cancellato, cioè non basta la voglia di cancellare il potere edificatorio, servono anche gli strumenti normativi e oggi non ci sono. E chi fa polemica, e parlo del Lega Ambiente del Circolo di Treviso e parlo del Partito Democratico di Treviso, prende in giro i cittadini. Questa è l'unica cosa che posso dire. Noi ci stiamo comportando nel migliore dei modi, stiamo agendo con coscienza, con responsabilità, con serietà per sviluppare una città in equilibrio con l'ambiente e con l'obiettivo di non consumare il suolo, e siamo orgogliosi dei risultati che stiamo ottenendo in Europa e anche grazie agli analisi fatti da Lega Ambiente Nazionale, che viene contraddetta da Lega Ambiente Treviso esclusivamente per motivi politici, perché a Lega Ambiente Treviso non va giù che un'amministrazione leghista possa ottenere risultati importanti da un punto di vista ambientale, come se la capacità di agire per quanto riguarda la tutela dell'ambiente fosse un tema esclusivo di Lega Ambiente Circolo di Treviso. Ecco, volevo dire che non è così. Ci sono tante brave persone che agiscono per il bene dell'ambiente anche nel centro-destra e soprattutto nella Lega. A differenza loro, noi lo sappiamo anche dimostrare con i fatti. Senta Sindaco, visto che la sentiamo carico, le sottopongo un'ultimissima cosa, perché oggi questa è proprio per i trevigiani ma anche per chi transita da Treviso. Ci conferma questa notizia, siamo sul sito di Treviso Today. Troppi passano con il rosso all'incrocio delle Stiore, che tutti conoscono, sarà installato un fotored. Andrà a rilevare chi transita lungo Viale della Repubblica, sia in direzione di Villorba che in direzione di San Giuseppe. A spingere a questa decisione, scrive Treviso Today, molti incidenti stradali e la mole di traffico dell'intersezione più trafficata della città. Sicurezza stradale significa evitare vittime sulla strada e abbiamo riscontrato un'eccessiva distrazione, soprattutto in corrispondenza di quel semaforo, che può risultare fatale passare con il rosso, e quindi abbiamo deciso di installare questo fotored che richiamerà tutti all'attenzione. L'obiettivo è quello di fare 0 multe, perché significa che tutti rispettano il rosso e quando è rosso si fermano, quando è verde passano. Diversamente il rischio di creare degli incidenti anche molto pericolosi, in alcuni casi mortali, è troppo elevato e io francamente non voglio assumermi questa responsabilità. Grazie Sindaco, buon rientro, grazie per la sua disponibilità e buon lavoro. Grazie a voi, buona giornata. Grazie al Sindaco Mario Conte, Presidente dell'ANCI, di ritorno dalla 40ª Assemblea nazionale dell'Associazione dei Comuni Italiani. Allora, ultimi minuti, continuiamo con la cronaca, andiamo al crack Veneto Banca. Sono state chiuse formalmente le indagini relative al terzo filone d'inchiesta, 12 gli indagati per bancarotta fraudolenta, tra loro Vincenzo Consoli e Flavio Trinca.
Tra i 12 indagati stavolta per bancarotta fraudolenta ci sono ancora loro, Vincenzo Consoli e Flavio Trinca. Questi due nomi più altisonanti del terzo filone d'inchiesta sul crack Veneto Banca. I PM trevigiani Massimo De Bortoli e Gabriella Cama hanno chiuso le indagini pochi giorni fa. L'accusa è che attraverso l'erogazione di prestiti a soggetti potenzialmente insolventi siano stati dissipati 320 milioni di euro, finanziamenti concessi a una ventina di società tra l'inizio del 2000 fino al crack, per cui venivano presentate garanzie sovrastimate dalla stessa banca per concedere il via libera. Mera speculazione immobiliare, l'ipotesi portante, con Consoli, ex amministratore delegato del Fu Colosso Montebellunese, e Trinca, ex presidente. Ci sono diversi dirigenti, funzionari e consulenti dell'istituto, nessun consigliere però del CDA. Non ci sono le prove che fossero a conoscenza delle operazioni. Secondo il procuratore De Bortoli, sempre convinto che in Veneto Banca non si muovesse foglia senza che Consoli ne fosse perlomeno informato, il famoso uomo solo o quasi al comando. Consoli finora è stato condannato a 3 anni per ostacolo alla vigilanza, mentre il processo che lo vede imputato per truffa si avvia verso la prescrizione. Le parti civili restano fiduciose. Io confido seriamente sulla possibilità che il primo troncone, quello a carico solo del solo ragionier Consoli, arrivi a sentenza definitiva prima della prescrizione. E analoga considerazione mi viene da fare per il processo penale a carico, dico, della società di revisione. In realtà imputata è il capo revisione, ma la società di revisione PwC è presente come responsabile civile. Ma si attende anche la declaratoria definitiva dello stato di insolvenza, procedura che lo stesso Fadalti rivendica e che di fatto è alla base dell'intero impianto accusatorio. Parliamoci chiaro, l'iniziativa è stata ed è stata soltanto nostra. Il pubblico ministero l'ha coltivata, ma l'abbiamo intrapresa noi, con una sorprendente opposizione dei commissari liquidatori. La pronuncia della Cassazione è attesa per fine novembre, con delle conseguenze pratiche. Se al 31 dicembre 2013 la banca era già insolvente, avrebbe dovuto fermarsi allora. Invece di proseguire l'attività, fare un aumento di capitale nel 2014 e approvare i bilanci successivi, ha voluto dire approvare bilanci ideologicamente falsi. Il tempo a nostra disposizione sta finendo. Per completezza del ragionamento che facevamo col sindaco Conte, vi riporto quella che è stata proprio la risposta del ministro Giorgetti ai sindaci all'assemblea dell'ANCI. Ho ben presente le difficoltà e l'impegno che caratterizzano le vostre giornate, ha detto, ma non posso ignorare il momento particolarmente delicato che stiamo attraversando, che è poi un po' il ragionamento che faceva il sindaco Conte. Vedremo naturalmente se si riuscirà ad arrivare a una via di mezzo, insomma, senza penalizzare troppo i comuni né le casse dello Stato. Allora, abbiamo detto che il tempo sta finendo, tra poco ci sono le previsioni del tempo come sempre, poi vi ricordo a seguire il film Appuntamento al parco di Joel Hopkins con Diane Keaton, con la storia di una vedova che vive nel quartiere di Hampstead, quindi una vicenda che poi si dipanerà con tutta la sua trama. Io ringrazio in regia come sempre Alessandro Granziera, Francesca Pezzo per la parte tecnica. Appuntamento ai telegiornali di questa sera. Arrivederci. Portaci gli oggetti, i mobili, i vestiti che non usi più. Da noi, guadagni. Ex novo mercatino dell'usato. Aperto 7 giorni su 7, via Vicenza 23, Vede Lago. Bentrovati al meteo. Continua il via vai di perturbazioni sull'Italia, ancora maltempo e rischio di fenomeni intensi. Vediamo il dettaglio di giovedì 26 ottobre. Sul Veneto la giornata trascorrerà con un tempo inizialmente asciutto, tuttavia il cielo risulterà spesso nuvoloso. Precipitazioni dapprima assenti, dal pomeriggio sera, e ce lo mostra la grafica, rovesci più diffusi. Temperature stazionarie minime sugli 8-13 gradi, massime tra 17 e 21 gradi all'incirca. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia. Cielo anche qui coperto con qualche sprazzo di sole inizialmente. Dal pomeriggio piogge e temporali che con il passare delle ore tenderanno a peggiorare e divenire intensi. Temperature minime tra 12 e 16 gradi, massime sui 18-21 gradi.
Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, dove prevarranno le nubi con precipitazioni diffuse soprattutto nella seconda parte della giornata. Temperature minime intorno agli 8-10 gradi, massime sui 20 all'incirca. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione. Arrivederci. Portaci gli oggetti, i mobili, i vestiti che non usi più. Da noi, guadagni. Ex novo mercatino dell'usato. Aperto 7 giorni su 7, via Vicenza 23, Vede Lago.